Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Gamma 5 a Roberta Polese, giornalista del Corriere Veneto. Buonasera. Buonasera Roberta. Ecco, noi siamo, possiamo darci del tu? Possiamo, Certo. Allora, noi ti abbiamo chiamata, io ti ho chiamata perché ero interessato a capire com'è la situazione ambientale e delle ecomafie, o quello che vuoi dirci, insomma, nella nostra regione. Tu puoi parlare a 360 gradi e ci spieghi un po', perché insomma fa conto che noi non sappiamo e quindi ci spieghi ai nostri ascoltatori. Guarda, allora il problema dei rifiuti, non è che lo abbiamo ben compreso, ma non l'abbiamo mai ben risolto. Ecco, parlare di ecomafie oggi vuol dire innanzitutto rendersi conto del grave disastro ambientale legato, parliamo soprattutto di processi, ecco, legato ai PFAS. Come sai, c'è stato recentemente anche un incontro a Monselice, dove abbiamo parlato anche con le mamme No PFAS, e abbiamo avuto una sentenza molto buona, una sentenza estremamente positiva del Tribunale di Vicenza sul disastro ambientale dei PFAS. Sappiamo molto bene di che cosa parliamo, perché parliamo della miteni di Trissino e del grave inquinamento delle falde nel territorio che va da Verona, Vicenza, la Bassa Padovana. Ecco, quello è un tema molto importante, perché per la prima volta si è arrivati a una sentenza di condanna di 11 manager della ex Miteni, quindi parliamo anche ovviamente di Mitsubishi, e che sono stati innanzitutto ritenuti responsabili dell'inquinamento e dello sversamento nelle acque, dello sversamento doloso, ecco, nelle acque della falda, e sono stati anche condannati a investire del denaro per la bonifica, sancendo per la prima volta un tema molto chiaro, e che è chi inquina paga. Ecco, scusami Roberta, adesso non era mai successo. Scusa se ti interrompo, forse dobbiamo spiegare un po', in soldoni velocissimi, che cosa sono sti PFAS. Ecco, e dire che insomma Anna, questi hanno inquinato la seconda falda acquifera più grande d'Europa e hanno fatto un disastro ambientale unico al mondo, insomma. Disastro ambientale unico al mondo, esatto, unico in Europa senza dubbio. Un inquinamento simile c'era stato negli Stati Uniti, adesso in Michigan, mi pare, non ricordo. Ma quello della DuPont, tu stai parlando quello della DuPont, però era molto più limitato, prendeva 70.000 persone, qui ha preso milioni di persone in mezzo. Esatto, qui parliamo di, però come la tipologia di sostanze è la stessa. Le sostanze perfluoroalchiliche sono delle sostanze con una molecola strutturata in modo particolare, in modo tale che non si può più distruggere. Una volta creata questa molecola si può distruggere solo con altissime temperature, e anche dovessero esserci queste altissime temperature non è chiaro il risultato, perché potrebbero frammentarsi in particelle ancora più piccole. Quindi una volta immesse in natura queste particelle è impossibile liberarsi. Sono catene di carbonio che erano state nate come tecnologia militare per mettere sopra gli aerei Stern, no? In maniera che rimbalzassero le onde dei radar. Sì, arrivavano dal progetto Manhattan, no? Esatto. E poi queste hanno un'influenza nefasta nel sistema endocrino, nel pancreas, eccetera. Questi creano dei problemi che molto sappiamo, ma molto ancora non sappiamo, nel senso che poi le ricerche, come tu ben sai, insomma, sono in continua evoluzione, creano delle malattie ormonoresistenti, quindi nei ragazzi, soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze, crea disturbi endocrini, sono cancerogeni, ecco. Per farla breve, quindi questo è quello che sappiamo, ma come ti dicevo sappiamo anche molto poco, perché una vera e propria ricerca epidemiologica
non è mai stata fatta. Quindi noi sappiamo che cosa provocano in linea teorica, ma non abbiamo testato la popolazione, non abbiamo visto nella popolazione che tipo di effetti ha avuto. Noi sappiamo ben poco di quanto la popolazione che è stata contaminata con i PFAS come abbiano reagito. Però abbiamo visto in America, c'è il famoso film Eric Brockovich, no? Esatto. Dove ha fatto venire tumori, leucemie. Guarda, quella di Brockovich, se non dico una stupidaggine, riguardava il caso di Ponte. Cosa esavalente, non mi ricordo. Invece il film a cui ti riferisci tu probabilmente è quello Dark Waters. Ah, ecco, hai ragione. Hai ragione. Mark Ruffalo, che faceva la parte di questo avvocato bravissimo che prima lavorava per le aziende chimiche e poi si mette a disposizione della popolazione. E lì il punto qual è? Però lì sappiamo che l'azienda, come funziona, il sistema americano funziona in modo completamente diverso dal nostro, e lì l'azienda ha risarcito prima di andare a processo con milioni e milioni e milioni di dollari la popolazione colpita. Che era la DuPont, che era la DuPont. Esatto. Che è la stessa, è la stessa che abbiamo a Trissino, la DuPont? Allora, no, non è la stessa, ma il brevetto, non vorrei dire una stupidaggine, ma il brevetto per quel tipo di sostanza è lo stesso. Quindi la Miteni, che nasce appunto dalla fusione di due colossi immensi, insomma, che hanno come base Trissino, produceva e creava gli stessi materiali che creava la DuPont con le stesse molecole. Che poi è una specie di colla, quella lì, che anche se tu bolli l'acqua lei viene galleggia ma non sparisce, perché anche io è difficilissimo, cioè è impossibile liberarsi di queste molecole. Ora, il tema sarebbe molto più ampio di quello dell'inquinamento, secondo me, perché il problema non è neanche più andare a cercare queste sostanze. Il tema vero sarebbe vietare di produrle. Certo, perché noi diciamo che queste sostanze sono state usate per impermeabilizzare pellicce, ma le usano per le padelle, le usano per tantissime cose. È utilizzata in moltissimi ambiti, cioè voglio dire, tutti noi per andare a camminare in montagna oggi usiamo le scarpe in Gore-Tex perché non ti bagni i piedi banalmente. Ecco. Sarebbe interessante sviluppare una tecnologia che producesse lo stesso risultato, ma con un materiale sostenibile. Per quello che ti dicevo, secondo me sarebbe molto importante che si facesse carico la politica di questo tema, così come si fece carico del tema dell'amianto. Non so se ti ricordi. Allora ti dico, anche sul discorso dell'amianto, io sto proprio leggendo in radio, non so se tu l'hai presente, questo libro La lana della salamandra, anni fa. No. Allora te lo regalerò io appena ho finito questa lettura. La lana della salamandra, che è di un altro giornalista come te, Giampiero Rossi, è la storia di Casal Monferrato, dove la battaglia è nata dalla popolazione, però. Certo. Allora, consiglio a tutti i tuoi ascoltatori un bellissimo podcast che si chiama La città di amianto, che spero un giorno di poter portare nel nostro territorio l'autrice, che è Sara Poma, realizzato per Rightly Sound, che racconta proprio la storia di Casale Monferrato. Casale Monferrato è la vera battaglia che nasce dal basso e fa cambiare le cose, perché è proprio da un'ordinanza di un sindaco degli anni 90 che vieta la produzione di amianto nel territorio, e poi la politica si fa carico di questo tema e viene promulgata una legge in cui in tutto il territorio nazionale italiano si vieta la produzione, la diffusione e distribuzione di amianto. Ecco, quella fu una grandissima battaglia, della dimostrazione di come i sindaci possono fare la differenza, davvero fare la differenza. Però era nata da questa associazione di questa Romana Blasotti, che era una donna, che era una che faceva le pulizie. Esatto, lei aveva fatto questa battaglia perché avevano iniziato a vedere questo mesotelioma pleurico, che era questo tumoraccio incurabile, aggressivissimo.
eccetera. Sì, E loro hanno, avevano hanno cacciato la più fatto. grande multinazionale, una delle più grandi Hanno del pensato la mondo. più grande multinazionale, ma io guarda, ascoltando questo podcast cioè, poi recepisci cose che mai avremmo potuto immaginare, ed è quello che di fatto il proprietario di dell'Eternit è questo cittadino svizzero, Stefan Schmidheiny, che è ancora vivo, ed lui è un super consulente delle Nazioni Unite per le energie rinnovabili oggi. E oggi lui, renditi conto, e oggi lui scrive, di recente insomma, ha scritto, lui è stato condannato, stiamo aspettando la sentenza di appello per le morti, a differenza dei PFAS invece, dove non c'è stata ancora una sentenza per le morti in assoluto di inquinamento, ma per l'amianto c'è stata questa sentenza di condanna a 16 anni. Lui è rifugiato in qualche paese ovviamente irraggiungibile, e lui ha scritto di recente che lui odia l'Italia, odia gli italiani e ci giudica un popolo destinato al fallimento. Ma che vada, Ecco, scusa, posso usare un francesismo? Che vada a fanculo, cioè lui, le ha prese da noi, le ha prese da noi. Ma no, sì. E guarda che i cittadini di Casale non chiedono, i cittadini di Casale non chiedono la sua pelle, ecco, potrebbero farlo ma non lo fanno. I cittadini di Casale chiedono che lui investa in ricerca, dicono: hai inquinato, hai ucciso non so quante persone, ok, queste persone non ce le dà più indietro nessuno, ok, anche se tu dovessi fare 1000 anni di carcere a noi non cambia niente, ma tu hai i soldi, quindi prendi i tuoi soldi e li investi in ricerca, troviamo una cura. Certo. per il mesotelioma. Il mesotelioma pleurico. Ascoltami, ecco. Una cosa però non abbiamo detto dei FAS, che abbiamo analizzato. Ci sono delle zone, mi viene in mente Montagnana, dove io quest'anno insegnavo in un liceo, dove ci sono anche ragazzi che hanno dei valori di queste sostanze all'interno del sangue che sono spaventose. Spaventose, sì. Sì, perché ai ragazzi, ai bambini questo tema, queste particelle, queste molecole sono state infuse direttamente dal latte materno, e quindi loro hanno assorbito i PFAS dal latte materno e sono dentro ai loro corpi, sono particelle, molecole che sono cresciute con loro e che provocano ovviamente dei disturbi gravi. Al sistema endocrino. Sono malattie al sistema endocrino, quindi per quello che ti dicevo sono ormonoresistenti, nel senso che agiscono proprio sugli ormoni e quindi insomma creano tutta una serie di disturbi, di malattie molto gravi, i cui risultati, esiti noi li cominciamo a vedere adesso, ma li vedremo purtroppo. Cioè, cosa vediamo? Vediamo dei ragazzi che hanno dei tumori al pancreas. Io ho sentito che una delle cause principali di tumore al pancreas nel Veneto è proprio dovuta ai PFAS nelle acque. Guarda, è difficilissimo dire questo tumore è dovuto a questa cosa qui. I tumori purtroppo sono concatenazioni di cause, cioè non è come il mesotelioma, hai capito? Il mesotelioma pleurico è attribuibile esclusivamente all'amianto. I tipi di tumori che provocano i PFAS sono tumori che in qualche modo sono collegati anche ad altre disfunzioni, ed è proprio per questo che è difficilissimo creare un meccanismo causa-effetto che ti porta alla condanna per le morti. Mm-hmm. E questo è uno dei temi più delicati appunto del PFAS, perché tutta una serie di disturbi su una persona possono non provocare un tumore, su un'altra sì. E quindi questo è il meccanismo. Però anche la plasmoferesi dicono che questa praticamente tentano di dire che con questa pulizia, questo filtraggio del sangue non funziona, a quanto sembra. Guarda, io non sono informata su queste cose, non parlo di cose che non so, perché non sono informata su come se funziona o non funziona. Dovrei leggermi. Certo, no, ma è perché comunque tu sai che io sono anch'io un ambientalista, vengo da quel mondo lì, quindi un po'. Allora,
io ti dico, secondo me dovremmo lavorare, intanto cercare di farci dare questi benedetti soldi, perché sarebbero che verranno stanziati dalle cause civili legate ai PFAS e usarli per la ricerca, nel senso che noi dobbiamo curare queste persone, noi non vogliamo scoprire che cosa provocano i PFAS. Ecco, noi non vorremmo tanto scoprire, vorremmo che le persone riuscissero a prevenire la trasformazione delle malattie e vorremmo anche che tutto il nostro territorio venisse bonificato da questa immane tragedia che ci è capitata addosso. E poi per quanto riguarda la ricerca, sì, noi dovremmo riuscire a investire abbastanza denaro in un tipo di ricerca che ci spiegasse come distruggere questa molecola. Ecco, se un modo c'è per distruggere questa molecola e liberarci. Certo. Sì, per il momento insomma, è stato fatto un gran lavoro da parte degli acquedotti per riuscire a spostare. Ricordiamo che ad esempio a far arrivare l'acqua pulita, la fanno arrivare dall'Adige, però adesso dentro nella discarica tattica regionale di Sant'Urbano stanno trattando i fanghi contaminati da PFAS, da FAS, e quindi tutto il percolato eccetera che è tutto contaminato, e lì siamo con un fiume semitorrentizio pensile tra l'Adige e il Gorzone, che è un altro fiume, anche quello lì contaminato da FAS e da altri ecco. Certo. Quindi è una situazione gravissima, se contaminano anche l'acqua dell'Adige poi non lo so, insomma. Guarda, il tema dell'inquinamento nella nostra pianura padana purtroppo non è un tema di oggi, è un tema che ci portiamo avanti e ci porteremo avanti, perché il territorio è stato estremamente sfruttato e in nome del profitto, insomma, e del lavoro di cui c'è sempre, chiaramente non è che dobbiamo fare la guerra tra lavoro e salute, ma purtroppo è quello che è accaduto, ecco. Quindi c'è da ripensare un po' a questo territorio, alla vocazione che vogliamo avere. Noi abbiamo, per dirti, anche i nostri colli ugani, patrimonio UNESCO, però massacrati dalle cementerie. Esatto, ce ne sono state 3 di cementerie, adesso poi ce ne sono diventate 2, adesso ce n'è una. Dobbiamo ben capire che cosa vogliamo fare di questo territorio. Ma anche le nostre campagne, abbiamo visto l'inchiesta di Fanpage sulla Sesa, insomma, c'è tutto un disastro. Ci deve essere secondo me un bilanciamento tra la necessità e il bisogno che abbiamo tutti ovviamente di lavorare, perché non è che si campa di aria, e questo lo sappiamo, ma è anche pensare al rispetto del territorio, perché poi sai, il territorio non è solo inquinamento, è anche cementificazione, è anche voglio dire, è tutto quel meccanismo che ci porta a diventare così fragili e deboli ogni volta che piove, ogni volta che in montagna, voglio dire, sta crollando le montagne, cioè dobbiamo, secondo me, e non lo possiamo fare noi, io, te o i tuoi ascoltatori, è un tema che va chiaramente portato alla politica e purtroppo l'ecologismo è un po' sparito anche all'opinione pubblica, cioè la gente deve sapere quando va a innaffiare un orto che il pozzo che ha, che non sia contaminato da FAS, quindi fargli fare un'analisi che non costa tantissimo, oppure se beve dell'acqua vedere effettivamente in che zona è, se è contaminata eccetera, proprio perché anche se tu dai da bere al cavolfiore dopo quella sostanza lì non è che vada via. Io penso che le persone dovrebbero tutte poter fare un esame del sangue per poter capire il grado di contaminazione che hanno, e purtroppo questo esame, come tu sai, non è possibile farlo. Cioè, oggi persone che sono nate e cresciute in territori contaminati hanno accesso in modo limitato a questo tipo di esame. Sbagliato secondo me, perché di che cosa abbiamo paura? Se io non ho paura di farmi gli esami del sangue, perché la regione non mi mette nelle condizioni? Perché forse la politica è colpevole in questo caso. Perché forse colpevole, responsabile. Io tu sei responsabile di
se c'è stato un danno di porre rimedio per quanto possibile, per quanto puoi farlo, e di mettere in campo tutte le cose. Però questo significa ho capito soldi. io, però scusa, non è che queste cose qua si possono chiedere, si può battagliare, perché non è possibile, hai capito, che questi hanno permesso per anni l'inquinamento, un inquinamento a livello che nel mondo, mi sa che secondo me nel mondo, guarda che non c'è un altro caso come questo. No, un altro caso come questo di sicuro. Ecco, allora voglio dirti, in paesi come l'India e il Bangladesh, che noi ma può darsi, ma non lo sappiamo bene. C'è stato Bhopal, per carità, però voglio dirti, in Europa la sentenza della Miteni era aspettata dai francesi, era aspettata da un sacco di gente, o no? Sì, infatti, sì. No, la sentenza Miteni era aspettata da un sacco di gente, è stata letta da ovviamente tutta la cittadinanza giapponese, e dove hanno una cultura estremamente diversa dalla nostra, dove il senso dell'onore e del rispetto è un valore assoluto, e quindi si spera che queste persone mettano mano, cioè noi vogliamo i loro soldi, ecco, che si facciano il carcere anche, ma prevalentemente ci interessa che ci diano i soldi, che puliscano, esatto, che esatto, e fare ricerca. Ecco, questa è la cosa alla quale puntiamo. Come sai, ci sarà sentenza di appello, ci sarà la Cassazione, quindi insomma è una prima battaglia vinta, non abbiamo vinto la guerra, per cui sì, ma in questo caso anche la magistratura non può far finta di non vedere. No, ma la magistratura, guarda, ha fatto un gran lavoro, va detto, su questa roba qua. La magistratura ha fatto la sua parte, la cittadinanza ha fatto la sua parte, i giudici popolari, i giudici hanno fatto la loro parte. Dobbiamo muoverci, perché i reati ambientali purtroppo vanno spesso in prescrizione, e rischia di finire tutto in una bolla di sapone. Certo. Essendoci un inquinamento doloso e non colposo. Ecco, puoi spiegare in 2 parole la differenza tra doloso e colposo in questo caso? Colposo è quando tu sversi una sostanza tossica, ma non sai che è tossica, e che quindi ti fai carico di una responsabilità che però è limitata dal fatto che non sapevi quello che stavi facendo. Doloso invece è quando sai esattamente quello che sta succedendo, quello che stai facendo, eppure continui. Quindi c'è una responsabilità. Quindi sei proprio un delinquente. Ma adesso questo. Vabbè, scusami, una persona, scusami Roberta, questa è un'affermazione che faccio io, non è tua, quindi mi prendo responsabilità. No, vabbè, ma voglio dirti, una persona, vabbè, siamo in un'emittente pubblica, però una persona che inquina e sa che quella sostanza lì può provocare danni gravi, mortali addirittura all'essere umano, come lo chiami? Io lo chiamo delinquente, cioè quello è un bandito. È un criminale, cioè, se non ci sono in italiano, vedi un po', io lo insegno l'italiano, quindi vabbè. Comunque guarda, io so che tu hai fretta, quindi ti lascio andare, poi sei in questa. È stato bellissimo parlare con voi, con te, sempre bello. Se hai qualche altra tematica di cui vuoi parlare, e credo sia interessante. Certo, ecco, lo facciamo. Credo sia importante che i veneti si rendano conto di come agisce la politica e delle connivenze, eccetera eccetera. Perché non possiamo accettare che questa terra dove noi viviamo, i 3 elementi, cioè le 3 matrici terra, acqua e aria, vengono contaminate in maniera che l'essere umano non possa più vivere, eccetera, insomma diventa insopportabile. Noi qua stiamo e qui vogliamo continuare a stare, e vogliamo starci bene. Certo. Va bene, ringraziamo Roberta Polese del Corriere Veneto, e buona serata, grazie mille. Grazie a tutti voi. Ciao, grazie, ciao.